Il giuramento di Pontida, rilanciato nel 1990 da Umberto Bossi, che richiamò 800 consiglieri comunali nel Sacro Suolo a lato della statale 342 nella Bergamasca, risalirebbe a 855 anni fa. Il condizionale è d'obbligo perché la datazione, oltre che la localizzazione, è controversa. Siamo comunque ai tempi dell'imperatore Federico Barbarossa, in eterno conflitto con i comuni italiani del nord, in particolare con quelli veneti e quelli lombardi, che si oppongono aspramente all'invasore che vuole invece limitare i loro poteri. Nel 1164 alcune città del Veneto danno vita alla Lega Veronese, analoghe alleanze anche nei comuni lombardi. Fonti storiche dell'epoca elencano almeno 3 giuramenti, 2 addirittura precedenti alla data del 7 aprile 1167 e tutti non a Pontida. In ogni caso, l'obiettivo del giuramento medievale lombardo è chiaro: non fare pace, tregua o trattato con Federico imperatore. C'è Milano, ma anche Cremona, Brescia, con Bergamo, Lodi, Ferrara, Piacenza, Parma. In pochi mesi sono oltre 30 i comuni che stringono questa alleanza, questo giuramento. Di quel capitolo di storia medievale, oltre e anche di storia politica a noi più vicina, resta ormai ben poco. La Lega Lombarda, indipendentista e regionalista di Umberto Bossi, si è trasformata nella Lega, e anche il Barbarossa dei tempi moderni è nemico a corrente alternata.